Ma io vorrei essere abbastanza sintetico, nel senso, vi ripeto, non ho segreti, un po' le cose che ho detto alle ragazze, che sono veramente orgoglioso per come ci hanno provato. Eh, non abbiamo, non abbiamo niente da recriminare, nel senso di ci abbiamo provato in tutti i modi. Venivamo in una partita, in una situazione certamente fisica difficilissima, complicatissima, e non deve essere un alibi, non sarebbe stato un alibi nella vittoria, niente, è solo una realtà dei fatti. E quindi è complicato competere quando hai così poco apporto, no, dalle straniere, dalla panchina, veramente molto poco cioè quasi impossibile contro una squadra come Schio. Però le ragazze italiane sono state meravigliose, ci hanno portato a questa partita fino all'ultimo tiro, che credo avevamo l'occasione di tirarlo almeno, ma capisco anche che magari Kem era totalmente distrutta, stanca, perché ha giocato con 38,5 di febbre oggi, ci ha provato in tutti i modi e bisogna ringraziarla anche per questo. Però è chiaro che in una situazione così bisogna prendersi quel tiro, e basta. Posso solo dire che fisicamente ci hanno sovrastato. Si vede che sono una squadra che è abituata a battaglie fisiche. Penso che la partita anche con il Fener, le due partite con il Fener, le abbia un po' temprate, e hanno fatto una buona gara, ma io credo che noi abbiamo fatto una gara di altissimo livello, ecco. Bastava una palla persa in meno, una cosa, diciamo, che qualcuno stesse un po' meglio oggi, la partita si poteva portare a casa. Comunque questo ci fa capire, e quello che ho detto alle ragazze, che possiamo competere e giocare contro di tutte. Grazie, ci sono domande? Ciao Andrea, forse anche qualche rimbalzo offensivo in meno? No, certamente. Forse quello è il dato numerico più eclatante. Sì, quello sicuramente è quello un po' che emerge, ma è ovvio che siamo una squadra che dall'inizio anno abbiamo molti problemi a rimbalzo difensivo. Numericamente rispetto all'anno scorso siamo calati drasticamente, rimbalzi per minuto, sto parlando di statistiche, e quindi in questa cosa ci serve assolutamente molto che anche le guardie facciano taglia fuori. Oggi molti tiri, rimbalzi lunghi, tanti rimbalzi sono stati anche davvero che cadevano in mano delle piccole loro, quindi sarebbe ingeneroso dare la responsabilità, no, a qualcuno in particolare. Senti, l'ultima azione l'avevi disegnata così? Sì. Col tiro di Pan alla fine? No. No? Quello di Small? No, era assolutamente un cambio, così Smalls credo che fosse libera in quel momento. Credo che avesse avuto 2 momenti per tirare il primo e dopo il palleggio. Mi sembra, però devo rivederlo, perché c'era la lunga lì e quindi chiaramente avremmo scelto il lato dove sarebbe uscita una lunga più lenta, quindi siamo andati giustamente dal lato di Dorca. Ripeto, devo rivederlo, perché a caldo l'impressione era che ci fosse nettamente lo spazio per tirarlo. Poi dopo magari, sai, quando si gioca si hanno sensazioni diverse. Senti, c'è un po' un buffalito sul fallo su cui Anche lì mi dispiace che non sia stato fischiato quel fallo, si era imbufalito. Penso che quello fosse un fallo mega galattico in un momento così importante. Chiaro, purtroppo non conta niente adesso questo. Avessimo segnato, diciamo, magari l'ultimo tiro, parleremo di altro, quindi non conta niente. Bisogna, secondo me, fare mea culpa per le palle perse. Non si può battere Schio con 15 palle perse, punto. Molto semplice. Al di là del fallo singolo, diciamo che il metro è stato ha lasciato andare molta fisicità. Diciamo che se doveva essere una partita da playoff, perché erano le 2 prime, probabilmente anche questo metro ha aumentato ancora di più l'intensità. No, io credo che il metro sia buono, è buono che arbitrino in questo modo. È certo che in un metro così
è molto strano che Schio avesse solo 2 falli praticamente alla fine al quarto quarto. Cioè, veramente, secondo me, se si decide anche la fisicità, però bisogna vedere anche certi contatti. Poi, ripeto, io voglio vedere le partite prima di parlare. Perché il primo fallo del quarto quarto è arrivato a 3 minuti dalla fine. Esattamente, sì. Dopo 7 minuti c'è stato il primo fallo del quarto quarto. Sinceramente mi sembra un po' poco. Però, ripeto, mi auguro di avere lo stesso tipo di rispetto anche per noi quando giochiamo fuori casa. Ecco. Certamente le ragazze su alcune cose non si sono sentite molto rispettate da campionesse d'Italia, non per avere un qualcosa di gratis, ma insomma anche per un po' di, secondo me, di rispetto su certi contatti. Ecco. Però se fossimo stati fisicamente bene e la panchina avesse prodotto qualcosa di più con le 2 straniere, certamente staremo parlando di altro. Ecco, mi sembra che abbiano fatto 0 punti in 2, no? Se non sbaglio, adesso non lo so. Stankovic e Bercani, credo di sì. E quindi non si possono regalare chiaramente in partite così nessun tipo di giocatore, ma ribadisco, questa è una partita che ha dimostrato che il cuore della squadra, Fassi, Pan, Cuba, chiaramente le ragazze italiane sono le ragazze vere e io andrò a combattere con loro. Se devo andare in battaglia vado con loro, assolutamente. Questo ve lo posso garantire ora, perché la pazienza, i problemi, eccetera, non si può avere, chiaro. Però è anche vero che si può avere sfortuna, come è successo a Gaga, che gli è uscita quasi la spalla, quindi non stava in piedi, non si è mai allenata, e nemmeno Bercani 15 giorni che non si allena, quindi però chi sta meglio adesso davvero deve darci una mano come hanno fatto oggi. Le ragazze, ripeto, italiane sono state fantastiche. Ultima cosa veloce, pensi che questo risultato chiuda il discorso del primo posto? Sì, assolutamente. 100%. Diamo il benvenuto a Mariela Santucci alla conferenza stampa post partita. Mariela, sapevamo che era una partita difficile, qual è il tuo commento della gara? C'è un po' di rammarico perché comunque siamo stati là tutta la partita e speravamo ovviamente di riuscire a portarla a casa, però sono state brave loro. Soprattutto, non ho visto le statistiche, però soprattutto a rimbalzo attacco sicuramente, e poi secondo me abbiamo fatto una buona partita a confronto a quella che era stata una partita di Coppa Italia da parte di entrambe, però purtroppo succede, va così e lavoreremo per finire bene il campionato e poi pensare ai playoff. Grazie, ci sono domande? Ciao. Senti, è stata una partita dai 2 volti, cioè fino a metà partita hanno dominato gli attacchi e poi dopo il ritorno in campo tutte e 2 le squadre, cioè la partita forse si è vinta poi in difesa. Sì, ma penso sia spesso così, nel senso che all'inizio vai e poi ti rendi conto che comunque cioè abbiamo visto il risultato a metà tempo, abbiamo detto ok, stiamo facendo canestro, però dobbiamo comunque iniziare a migliorare un po' dietro. E poi ovviamente si fa la pressione della partita, arrivi alla fine e è normale secondo me anche pensare più alla difesa che all'attacco, però comunque siamo riusciti a creare quello che volevamo creare, abbiamo sbagliato un po' di tiri aperti e loro invece sono state brave a fare canestro quando dovevano fare canestro. Senti, pensi che con questo risultato il primo posto della regular season sia assegnato? Direi di sì, però non si sa mai nella stagione, nel senso che comunque ci sono ancora, penso, 3 o 4 partite se non sbaglio, e vedremo, saremo a vedere, continueremo a fare il nostro meglio e per arrivare più pronte possibile ai playoff. Senti, il dato numerico che dà più all'occhio sono, tu hai già detto i rimbalzi offensivi, sono 23 su 49, vuol dire 23 minimo possessi in più. Diciamo che la partita è tutta lì, nel senso che ovviamente più possessi hai, più possibilità hai di fare canestro, e con 23 rimbalzo attacco comunque abbiamo perso di 3 punti alla fine, quindi possiamo continuare a lavorare su quell'aspetto lì, perché se prendiamo magari lasciamo prendere qualche rimbalzo in meno a loro in attacco, magari abbiamo più possessi noi e possiamo cambiare la partita. Senti, comunque sul meno 10 siete arrivate di nuovo a meno 2 e avete avuto l'ultimo tiro anche per andare ai supplementari. Sì, è un po' la nostra forza, diciamo, non mollare mai neanche nei momenti di difficoltà, e come abbiamo vinto la partita là a Schio dal meno 11 al quarto quarto, abbiamo rimontato e vinto di 1,
Potevamo farlo anche oggi, però purtroppo non è andata, però diciamo che quella è un po' la nostra forza, non mollare neanche quando magari la partita si va su meno 10, o come magari è successo anche in Coppa Italia, siamo andati a meno 16, poi siamo tornati sempre a meno 4, quindi diciamo che quello è un po' il lato positivo, però sarebbe meglio non essere sempre in recupero, capito? Magari ogni tanto arrivare anche un po' più tranquilli. Ascolta, pensi che, vista la posta in gioco che era piuttosto alta, forse la tensione abbia giocato un certo ruolo, che dici? Sicuramente la tensione in una partita così importante per il primo posto, però comunque siamo riusciti a esprimere molto di quello che volevamo, non tutto secondo me, e riprenderci soprattutto dalla partita che avevamo fatto in Coppa Italia, e secondo me siamo riusciti in questo, sappiamo dove dobbiamo lavorare e cerchiamo di lavorare più su quello in queste ultime 4 partite.